del giorno. Oggi è giornata dedicata principalmente all'economia, tra poco sarà con noi il professor Claudio Borghi Aquilini, mentre domani invece parleremo di giustizia sulla scorta di alcuni casi di cronaca, a partire dalla vicenda dell'arresto di Massimo Bossetti per l'omicidio di Chiara Gambirasio e tornando anche sulla questione della strage di Erba. Gli ascoltatori della rubrica ben conoscono il perché di questa scelta per una vicenda giudiziaria che è data per chiusa, ma che ha a che fare con il funzionamento della giustizia a beneficio e a tutela e a garanzia di tutti i cittadini. Ne parleremo domani anche con Vittorio Feltri, che si è occupato di recente in particolare della vicenda bergamasca che riguarda l'omicidio di Chiara Gambirasio e dell'arresto di Bossetti, ma che ha da dire la sua anche sulla strage di Erba, proprio dal punto di vista dei cittadini comuni, che sono i protagonisti di queste vicende giudiziarie e che sono quelli poi interessati in primis al funzionamento di una macchina complessa, delicata ma importante come quella giudiziaria. Oggi però parliamo di economia ed è anche l'argomento di apertura della prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. ANSA Stefani, per ricordare i bei tempi del regime. Disoccupazione giovanile che sale al 43,7%, al top dal 1977, aumenta il tasso di disoccupazione giovanile a giugno al 43,7%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche dell'Istat. Della prima notizia. Poi ci sono i canguri al Senato, in primo piano sempre sull'agenzia ANSA di stamani, e alla fine l'altra notizia economica che riguarda però l'Argentina, che è entrata ufficialmente in default. Niente accordo con gli hedge fund, che è la definizione inglese, mentre quella argentina è più comprensibile, i fondi avvoltoio che avevano comprato il 7% dei titoli che erano rimasti sul mercato, tra virgolette, non avevano aderito al concordato precedente, quello relativo alla precedente bancarotta argentina, per 4 lire, per 4 dollari anzi, e adesso lucrano un profitto teorico del 1000%. L'Argentina è in default per la seconda volta in 13 anni, nessun accordo con gli hedge fund è stato raggiunto, la scadenza per il pagamento dei titolari di obbligazioni di titoli argentini che hanno accettato il concambio è superata senza che sia stato effettuato il pagamento. L'Argentina ha scelto di entrare in default. Il mediatore ha proposto numerose soluzioni creative, ma l'Argentina le ha rifiutate, dice Elliott Management, l'hedge fund che insieme ad altri ha fatto causa all'Argentina vincendola. Buenos Aires però nega il default, che si ha quando non si paga. L'Argentina ha pagato, ma i fondi, dice il ministro dell'economia argentino Kicillof, sono stati bloccati. La responsabilità è del giudice Thomas Grisa, che non ha capito la complessità del caso ed è andato al di là della sua giurisdizione, dice il ministro argentino. Accantonata per il momento, scrive l'agenzia ANSA, anche la speranza di un accordo fra banche argentine e hedge fund. La proposta delle banche di acquistare i titoli e rimborsare interamente i fondi non è andata a buon fine. Le trattative delle banche si sono svolte in modo parallelo a quelle fra l'Argentina e i fondi avvoltoio e si sarebbero interrotte poco dopo, con Sebastian Paglia, responsabile dell'investment banking di Banco Macro, in rientro in Argentina senza altri appuntamenti in programma. Che le trattative non sarebbero state facili fra i fondi avvoltoio e l'Argentina si è capito da subito. L'arrivo a New York del ministro dell'economia argentino Kicillof aveva fatto sperare, annunciando che non c'era un accordo. Il ministro Kicillof ha ribadito che non si può parlare di default perché default vuol dire non pagare. Kicillof attacca le agenzie di rating definite non credibili. Standard & Poor's prima delle trattative aveva tagliato la propria valutazione sull'Argentina abbassandola. Il ministro rassicura i concittadini: state calmi, domani è un altro giorno, il mondo continua a girare, la vita va avanti anche senza un accordo sul debito. L'Argentina, dice il ministro Kicillof, non può rispettare la sentenza americana perché gli hedge fund, i fondi avvoltoio, hanno cercato di imporci qualcosa di illegale. Hanno respinto la nostra proposta. Kicillof attacca, vogliono di più, lo vogliono subito. Non possiamo firmare accordi sotto estorsione. A chiarire le cose mentre Kicillof spiegava la posizione dell'Argentina in conferenza stampa è stato anche Daniel Pollack, mediatore incaricato di facilitare l'accordo fra Argentina e fondi avvoltoio. Nessun accordo è stato raggiunto, è stato il secco comunicato del mediatore, un default dell'Argentina è imminente.
Ma default non è una condizione puramente tecnica, dice ancora il mediatore Pollack, è un evento reale e doloroso che avrà impatto sulla gente normale, i cittadini argentini, i titolari di bond che hanno aderito al concambio e gli hedge fund che non riceveranno il pagamento che la Corte aveva garantito. Le conseguenze del default non sono positive. Sta di fatto che secondo l'Argentina è responsabilità del giudice di New York, Grisa, che è andato al di là della sua giurisdizione, perché oltretutto c'era anche la possibilità di un accordo fra banche argentine e hedge fund. Le banche cosa proponevano? Di acquistare i titoli e rimborsare poi interamente i fondi, ma neanche questo è stato accettato dai fondi avvoltoio. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, il titolo su Gaza: Israele non si ferma, mobilitati altri 16.000 riservisti, e si appropinquano le ferie, così il ministro della cultura, dei beni culturali Franceschini, lancia 4 mosse per rilanciare il turismo. È un settore pieno di opportunità, l'Italia deve fare sistema, dice il ministro Franceschini, bisogna moltiplicare l'offerta turistica, lavorare sulla digitalizzazione, aumentare la qualificazione dell'ospitalità, promuovere l'Italia come sistema paese e non come singole entità regionali. Dopo 5 mesi di governo e il varo del decreto cultura turismo, Franceschini condensa in questi 4 punti la sua ricetta per rilanciare il settore. E ripetiamo: moltiplicare l'offerta turistica, digitalizzare, aumentare l'ospitalità, promuovere l'Italia come sistema paese e non come singole entità regionali, dice il ministro dei beni culturali. Intanto dovremmo essere in collegamento, come detto, con Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Allora, breve riassunto del quadro di oggi, poi magari torniamo un pochino sulle proposte di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane e sentiamo la voce degli ascoltatori. Però il quadro di attualità ci dice questo: ci si impicca alla riforma del Senato, va fatta entro l'8 agosto, con la quale, scrive oggi tra gli altri Luca Ricolfi su Panorama, non si mangia, forse si vogliono solo nascondere i ritardi sulle cose che contano, e le cose che contano sono l'economia che va male. L'ANSA apre la sua prima pagina con l'ennesimo dato negativo sulla disoccupazione, mai così male in 37 anni, e dall'altra parte il commissario alla spending review Cottarelli getta la spugna e si allontana dopo aver ricevuto, come dire, l'assist dal Corriere della Sera di ieri attraverso Francesco Giavazzi. Del taglio della spesa non se ne fa nulla, in compenso però è previsto un autunno di entrate fiscali che i consumatori, i cittadini, i contribuenti saranno chiamati a pagare, perché tra le leggi di stabilità che è già in gestazione, cioè in sostanza la finanziaria, e come dire, un nuovo impulso ai controlli fiscali, oggi c'è il Sole 24 Ore che fa 3 pagine su come si muoverà l'Agenzia delle Entrate e il suo nuovo direttore Rossella Orlandi, andando a caccia di piccoli imprenditori, artigiani e persone fisiche. Bisogna recuperare quattrini, perché i tagli della spesa sono teoria e soprattutto, diciamo, le varie burocrazie non sono state toccate dai provvedimenti finora del governo. Quel che conta è tirar su risorse ancora. Da questo punto di vista sono già finite nel dimenticatoio tutte le discussioni delle settimane precedenti sulla flessibilità che l'Europa concede, sulla possibilità di sforare i limiti europei e via dicendo. Le cose forse più sensibili, direi, Claudio, una delle cose più interessanti però l'ha ribadita Mario Draghi in una recente intervista, dicendo chiaro e tondo che l'Italia c'ha una sola strada, visto che ha un problema di conti pubblici. La sola strada è quella di diminuire ulteriormente i salari. I salari dovranno calare per migliorare la competitività. Nel momento in cui in Germania, invece, dall'anno prossimo avremo un salario minimo che aumenta a 8,50 euro. Ho affastellato un po' di cose, però il quadro è quello di un sostanziale immobilismo. Mi sembra che poi prelude alle solite ricette, perché intanto non si è capito perché tutta sta enfasi sulla riforma del Senato, ma quel che conta è che dal punto di vista dell'economia andiamo incontro all'ennesima tosatura. E a questo punto io ti chiedo, Claudio, le proposte di cui abbiamo parlato al congresso di Padova della Lega, di cui abbiamo parlato in queste trasmissioni, riusciranno in qualche modo a entrare nel dibattito? Si riesce finalmente a cambiare verso, come amerebbe dire il Presidente del Consiglio, non solo al dibattito, ma anche alle cose da fare in economia in questo Paese? Poi ho un'altra domandina un po' più
un po' più, diciamo così, mi è venuta in mente una cosa a proposito delle ricette di cui abbiamo parlato o delle proposte, insomma, l'aliquota unica, la flat tax e via dicendo. Però intanto, secondo te, com'è che si fa adesso a entrare in un dibattito che sembra veramente congelato, perché nessuno esce dall'ortodossia? Sono tutti lì a dire bla bla bla, ma poi le cose che si fanno concretamente sono le solite. Arriveremo alla manovra, insomma, d'autunno. Si chiedono sempre più soldi ai contribuenti con la prospettiva di abbassare ulteriormente i salari, e anche l'invenzione, diciamo, del servizio civile è un equivalente dei mini job alla tedesca tradotti in salsa italiana. Per paradosso, però, i tedeschi adesso stanno aumentando i loro salari. Insomma, com'è che usciamo da questo congelamento verso il negativo? Allora, scusa, no, mi devo schiarire la voce perché mi sale la glicemia quando cominci a ricordarmi queste cose qua. No, amici all'ascolto, caro Giulio, sono pericolosi e mi verrebbe quasi da dire che sono eversivi. Cioè, chiariamo. Vediamo, l'economia non è che sia una cosa, cioè c'è una parte che è opinabile, no? Vale a dire, io faccio questa cosa e poi dopo non sono sicuro cosa potrebbero essere i risultati, ma l'intento è quello. Ci sono delle parti che non sono opinabili, perché, come dire, non lo so, faccio una delle mie metafore, cioè io poi posso anche sparare e non sono sicuro a un bersaglio, non sono sicuro di prenderlo, perché poi magari insomma mi trema la mano e cose di questo tipo, oppure ci sono delle cose che c'è vento, non lo so, c'è qualcosa che ci si mette di mezzo, ma le leggi della fisica che governano il proiettile sono sempre quelle. Ora, noi abbiamo questa simpatica situazione, vale a dire, tu hai richiamato Draghi che dice dobbiamo ridurre i salari. Perfetto. A quel caso lì sta dicendo la verità, vale a dire, è quello che tutti cercano di farci fare dall'inizio. Vale a dire, l'intento di tutta questa serie di queste manovre della recessione, dell'austerità, delle tasse, così di questo tipo, è veramente uno dovrebbe rendersi conto, qui perché dico che è eversivo, è quello di abbattere la domanda, perché è evidente che se io tolgo soldi dalle tasche dei cittadini, i cittadini non spendono, e quindi non spendendo i cittadini si crea un calo di domanda, perché io sono nel negozio, il negozio è vuoto, piuttosto che la mia fabbrica non produce più niente perché la gente non ne compra, e allora cosa succede? Si crea disoccupazione. Il calo della domanda crea disoccupazione. E che cos'è lo strumento migliore e più facile per abbassare i salari? Sempre quello, la disoccupazione. Perché nel momento stesso in cui c'è della gente che ha fame per strada, affamata, che è disposta a qualsiasi cosa, ecco che un qualsiasi posto di lavoro può essere coperto a un salario inferiore. Ci siamo? Certo. Cioè, a questo punto dovrebbe essere chiaro, cioè la disoccupazione è lo strumento utile per abbassare i salari, che è quello che vuol fare Draghi. Perché è evidente che se per un lavoro se ci sono due imprenditori che hanno bisogno di lavoratori e il lavoratore è uno, a quel punto il salario cosa fa? Sale o scende? Salirà, perché a quel punto uno dice io lavoratore, che sono l'unico che può fare questo mestiere, che ha più domanda di quello che è la richiesta, a quel punto poi dopo il prezzo lo fisso io. Se invece per un posto di lavoro ci sono 20 lavoratori che si offrono, perché è stata creata artificialmente crisi di domanda e quindi la gente è stata buttata artificialmente per strada, il bellissimo risultato è che a un certo punto si possono calare i salari, e allora nella loro mentalità veramente da Mengele, cioè da quelli che facevano gli esperimenti per i nazisti, no? Nel momento stesso in cui io calo i salari, allora cosa succede? Riesco a sopportare l'euro, no? Perché a quel punto lì cosa succede? Con i salari calati divento più competitivo, invece di dover fare quella roba che non farebbe male a nessuno, vale a dire il mercato dei cambi, no? e la svalutazione, cosa che otterrebbe lo stesso risultato, però senza mettere per strada nessuno, senza creare disoccupazione, senza creare morti, sangue, suicidi e così di questo tipo.
Vedete come siamo messi? Cioè abbiamo dei soggetti che pur di tenere l'euro in piedi creano artificialmente disoccupazione con l'austerità per riuscire ad arrivare a una specie di bilanciamento, vale a dire fai più o meno la stessa cosa, vale a dire cala i salari così ritorni competitivo. Quindi stiamo veramente parlando di gente che siamo a livello dei medici nazisti che fanno gli esperimenti. Io non trovo un altro paragone possibile, perché qui si sta scherzando con la vita delle persone, si sta scherzando con la vita delle famiglie. Ecco, però, cioè, Claudio, io non so se uno che è a casa disoccupato nel momento stesso in cui si rende conto che non è che è a casa per delle cose inevitabili, per delle situazioni, insomma, sai, c'è la crisi mondiale, ma è a casa per un esperimento che stanno facendo sulla sua pelle, sei tanto contento. Claudio, volevo chiederti questo però, se questo, naturalmente questo è quello che sta accadendo perché i dati lo dicono, no? Però il punto è, c'è razionalità, che razionalità economica, oltre che naturalmente dal punto di vista politico, morale, eccetera, lasciamo perdere, ma dal punto di vista prettamente economico, che senso ha, diciamo, per tenere in piedi una moneta come l'euro, arrivare a questi risultati? Perché, insomma, finché si parla di Grecia, caso doloroso, lancinante, finché vuoi, però sempre rimanendo cinici, è un piccolo paese, no? Poi, anche se una persona vive male e tu gli fai male, è un male, questo è evidente. Ma un paese come l'Italia, come la Spagna, che l'altro giorno abbiamo letto sul 24 ore che la Spagna sta crescendo, poi però c'è il 25% di disoccupati e sta peggio dell'Italia. E allora, se tu paesi così, diciamo, popolosi, li metti in una condizione del genere, che vantaggio ce ne hai a lungo termine? È solo allora una questione di redistribuzione dei profitti? Perché se è vero che l'euro, come spiega il professor Bagnai con il quale abbiamo conversato ieri, è anche un'operazione di redistribuzione del reddito a scapito delle classi lavoratrici e a favore, diciamo, delle banche, della finanza, dei profittatori. Benissimo, se questo è vero, però a lungo termine il gioco è sostenibile, che razionalità economica c'è? Però c'è la pubblicità, magari rispondiamo, cioè ti chiedo di rispondere dopo, Claudio, dopo la pubblicità. Ok. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima. Oh, cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci allora in onda con noi il professor Claudio Borghi Aquilini, poi apriremo anche le linee perché stavolta, le altre volte abbiamo sacrificato le domande del pubblico, però ci sono diverse cose da dire e una poi in particolare te la voglio chiedere. No, tornando al discorso che facevamo prima, ma qual è l'obiettivo? È sostenibile? È razionale? Al di là del fatto che se la vediamo come una guerra economica, è una guerra di spoliazione, ok, ci stiamo, possiamo comprendere che uno che fa una guerra la vuole vincere, ma vincere una guerra a volte può significare anche fare il proprio male o comunque generare un disastro collettivo. Cioè io non capisco qual è alla fine la razionalità ultima di questo disegno qui. Perché... Allora, la razionalità ultima in teoria c'è come, ovviamente dal punto di vista di chi il gioco lo conduce. Mi spiego. In questo momento cosa succede? Il creditore, no? Tipicamente la Germania, intanto sto cercando, il complesso è un po' complicato, ma cerco di rendervelo
alla fine semplice, perché in certi casi anch'io, anche a me mancano dei pezzi, no? Però in teoria dovrebbe essere più o meno così. Allora, tu hai un paese creditore, in questo momento la Germania, deve ancora ricevere tot centinaia di miliardi da BCE, così di questo tipo, per i prestiti sconsiderati che ha fatto alla Grecia, alla Spagna e agli altri paesi, no? Ok, allora a quel punto poi dopo nella variabile entra uno come che siamo noi, che non avevamo particolari prestiti così di questo tipo, ma che siamo ricchi. A quel punto cosa succede? Succede che quello che vuole riavere i soldi li vuole riprendere da chiunque, e se anche uno non c'entra niente con il suo giro di debiti e crediti, trova il cavillo, trova la maniera di ficcarcelo dentro. Quindi che cosa fanno? Il sistema di creare deflazione, vale a dire di tagliare i salari in modo tale da poter tirare avanti, no, un pochettino, è un sistema a tempo. Vale a dire, con questi costi che abbiamo definito, cioè vale a dire lasciare la gente a casa, i suicidi, le imprese che chiudono, no, e similari, è una cosa che ovviamente non risolverà mai alla radice tutto, perché può andare bene per guadagnare tempo, vale a dire io per un po' così facendo riesco a stare a galla con questi costi, no? Ma poi prima o poi il conto mi si ripresenta. E i dati li abbiamo per esempio sui dati delle esportazioni, no? Vale a dire, nel momento stesso in cui io per un po' riesco a pareggiare la mia bilancia dei pagamenti, vale a dire quello che compro e quello che vendo con l'austerità, affamando la gente, no? E così di questo tipo, per un po' vado avanti, dopodiché poi dopo però insomma è come dire, non lo so, che ci sono due macchine che vanno a velocità differente, io per un po' posso applicare una specie di razzo, no? Così questo tipo, ma poi dopo finisce questo effetto e mi ritrovo esattamente come ero prima, e oltretutto con delle risorse consumate. Allora cosa succede? Succede che le possibilità sono due. Se io, perché c'è il debito e c'è la disoccupazione, no? Se io creo disoccupazione, come abbiamo detto prima, per riuscire a tirare avanti e per rendere competitivi, no, i prodotti, un paese tira avanti, ma la deflazione, vale a dire il fatto che ci sia la gente per strada, il fatto che ci sia il PIL che si riduce, il paese che produce sempre meno, no, e così di questo tipo, che cosa ha come effetto? Ha come effetto che il debito di quel paese diventa insostenibile. Perché, come abbiamo detto tante volte, il debito si ripaga lavorando. Quindi che cosa succede? Succede che i tedeschi in questo momento stanno cercando di guadagnare tempo in modo tale da chiudere poi dopo la partita con delle proprie banche, con i paesi periferici, no? Quindi col fatto che i crediti che hanno nei paesi alla fine le esposizioni si azzerano. Abbiamo un esempio sotto gli occhi con il Portogallo, perché non siamo mica solo noi in questa corsa al massacro, ovviamente. Fortunatamente, per capire meglio, ci sono gli altri paesi. Ecco, il Portogallo è vicino a saltare sul debito, perché sta succedendo esattamente quello che dico io, vale a dire, se tu affami un paese, poi dopo quel paese non riesce più a ripagare i suoi debiti, allora a un certo punto dichiara default. Ora, se noi guardiamo cos'erano i crediti delle banche tedesche verso il Portogallo all'inizio della crisi e i crediti adesso, vediamo che si sono quasi azzerati. Hanno fatto ricomprare alle banche portoghesi tutto il loro debito e dopo cosa succede? Adesso faranno fallire le banche portoghesi, faranno fallire il Banco Spirito Santo e così via, perché tanto non è più una questione loro. È così che si attua la spoliazione, vale a dire, io ho un credito, costringo te paese indebitato, no, a ricomprarti il tuo credito cattivo, no, e metterci dentro soldi buoni tirati fuori dalla tua economia a viva forza con questa specie di tortura. Quando poi sono soddisfatto, allora a un certo punto posso tranquillamente far saltare il debito, perché tanto in ogni caso poi dopo le conseguenze le subirai tu e non io. E infatti tutto torna con i nuovi regolamenti che dicono che se una banca va in crisi non deve più essere salvata dal fondo di salva stati, no? E così via, ma deve essere salvata
prelevando i soldi dai conti correnti. Il modello Cipro, sì. A quel punto lì siamo a posto, cioè, ne capisci? Cioè, la sequenza di prelevamento delle ricchezze dal paese debole e di trasferimento al paese forte per pagarne i conti si è realizzato. Ed è esattamente, gli effetti sono quelli di una guerra, perché per fare questo si fa quello che si diceva prima, vale a dire si distrugge l'economia, si affama la gente, la si butta per strada a furia di tasse, a furia di tagli e così di questo tipo. Una volta terminato questo processo, se il piano è riuscito bene dal punto di vista di chi l'ha congegnato, chi aveva un credito è rientrato dal suo credito, e il paese, diciamo così, guscio, rimane svuotato da tutto e per strada a cercarsi un suo destino senza soldi. Beh, tu crei I nostri governi stanno perseguendo questo progetto per noi, immaginate un po'. Un panorama di rovine è il risultato di questa esperienza. Ma d'altra parte non si scappa, scusate, facciamo un ragionamento minimale. Voi avete già sentito sicuramente, o meglio, magari qualcuno un po' appassionato di economia, ha sentito il concetto che nel mondo le banche centrali stanno stampando denaro, no? Questa roba deve essere più o meno entrata nella testa a tanta gente. Sì. Allora, questo denaro che le banche centrali stampano è fatto con l'intento di creare inflazione. Vale a dire, se io stampo, nella loro testa c'è l'idea, se io stampo soldi, no? Allora stampando soldi il denaro dovrebbe valere di meno, quindi si crea inflazione, perché l'inflazione si ha quando i prezzi aumentano, quindi se i prezzi aumentano significa che ci vuole più soldi per comprare qualcosa e quindi il denaro vale di meno. Allora, se io creo inflazione, quindi il denaro vale di meno anche il debito. E quindi cosa succede? Succede che se io ho un problema globale di debito troppo alto, con l'inflazione il mio debito man mano si riduce in maniera abbastanza indolore. Perfetto, però stranamente uno dice: perché non salgono i prezzi? Suppongo che tutti voi leggete i rapporti dell'Istat e cose di questo tipo, che dice che l'inflazione è a zero, e questo è più o meno in tutto il mondo. Ma ve lo spiego io perché non salgono i prezzi. Ma se i prezzi salgono quando la gente ha più soldi in tasca, io non posso sperare che i prezzi salgano togliendo soldi dalle tasche delle persone. Perché con cosa comprano i beni a prezzi più alti le persone? E quindi in realtà si sta avendo un conflitto incredibile, no? Poi dopo, scusate, se vado troppo nel tecnico fermatemi, ditemi no Borghi, che cacchio no, fai delle robe più tranquille, però è molto bello, cioè se cominciamo a capire bene questo, poi allora abbiamo già fatto metà della strada, no? Allora, abbiamo delle banche centrali che creano inflazione. L'inflazione non si crea perché in parallelo ti dicono che invece devi tagliare i salari per essere competitivo, per essere meglio della Cina, meglio di quell'altro e così di questo tipo. Ora, voi capite che è impossibile come equazione, no? Perché se io da una parte stampo denaro e dall'altra parte invece questo denaro ai lavoratori, ai cittadini non arriva, ma anzi ne arriva di meno, perché devono tagliare i salari per essere competitivi con la Cina e cose di questo tipo, il risultato è che l'inflazione molto semplicemente non può esserci. Ma allora uno dice: ma dove va tutto questo denaro? Perché se non va ai cittadini, va alle banche. E le banche, che si ritrovano più denaro di quello che dovrebbe essere necessario, loro, cosa succede? La spesa della banca non la fanno al supermercato, la banca non mangia il pollo, i surgelati, l'acqua minerale, così di questo tipo. La banca cosa fa? Si trova più denaro e compra titoli. La spesa della banca, quindi effettivamente c'è l'inflazione, ma sui titoli. Tant'è vero che tutti i bond, tutte le obbligazioni e cose di questo tipo sono tutte ai massimi totali, e quindi quando i prezzi delle obbligazioni sono ai massimi, i rendimenti sono ai minimi.
E quindi noi abbiamo che il rendimento è zero, che il rendimento è negativo, che il rendimento anche del BTP, nonostante Renzi sia un cretino, il rendimento del BTP è bassissimo, e il risultato è qua. No? Quindi le banche centrali, facendo così, stanno creando inflazione sui titoli, non sulle cose, sui generi normali, sulle cose, cosa che invece prodotti. si avrebbe se si dessero soldi ai lavoratori. E il risultato quindi è una specie di bomba che sta per scoppiare, perché nel momento stesso in cui io riverso tutta questa liquidità sui titoli, dall'altra parte però affamo l'economia, creo deflazione, il debitore che si trova deflazionato, quindi che deve restituire i suoi prestiti e similari, non ce la fa perché chiude baracca. Io, industria, che sto chiudendo baracca perché mi hanno creato deflazione, no? Perché c'è questa genialata che bisogna tagliare i salari per risultare competitivo, non restituisco il prestito che avevo alla banca. La banca cosa succede? Si trova di mezzo, no? Da una parte non riceve i prestiti che aveva fatto all'imprenditore perché l'imprenditore fallisce, e dall'altra parte li compensa con i guadagni che sta facendo invece sui titoli grazie ai soldi che gli dà la banca centrale. E quindi loro continuano a guadagnare tempo, guadagnano tempo, e il risultato di questo guadagnare tempo è la consumazione dell'economia reale dell'imprenditore che continua a chiudere, del lavoratore che viene licenziato e così via. Questo tutto per non ammettere di aver sbagliato totalmente un progetto. E tutto anche ovviamente per assecondare la legge del più forte, vale a dire della Germania, che rivuole i crediti. Quindi abbiamo delle persone che per non ammettere di aver sbagliato e per assecondare il volere del leone sacrificano i propri popoli. Questa è l'Europa adesso, in questo momento. Vedete un po' se vi va di starci dentro. Ecco, Claudio, da questo punto di vista però, visto che nessuno esce dal recinto anche ideologico dell'ortodossia, cioè non c'è nessuna proposta di cambiare la situazione, ma in Italia mi pare che il panorama sia chiaro, no? E l'unica cosa certa è che ci toccherà la manovra. E altro punto di domanda: in questo quadro qui nessuno ne ha parlato pochissimo a dire il vero, ma visto che l'Italia era andata là in Europa da ultimo con Renzi dicendo almeno le regole del famoso fiscal compact le posticipiamo di un anno, per niente è stata la risposta, quindi dall'anno prossimo noi dovremo fare anche i conti con quell'ulteriore meccanismo lì. In soldoni, in pratica, visto che stiamo parlando di qualcosa che comporta ulteriori sacrifici per abbattere il famoso debito pubblico entro i limiti di Maastricht, cioè 60% sul prodotto interno lordo. Ma da un punto di vista pratico, noi l'anno prossimo dobbiamo farci i conti o no con quella roba lì? E cosa vuol dire? Ma i conti si faranno anche se diventa irrealistico, no? Come progetto. Cioè, vale a dire, cioè, è follia pensarlo. È follia immaginare una cosa del genere in un quadro di questo tipo, però l'obbligo c'è e bisogna farci i conti, o no? No, ma certo, ma l'obbligo c'è, però sappiamo benissimo che è una bufala, perché anche suppongo che anche loro sappiano che l'austerità fa alzare il rapporto debito-PIL e non lo fa scendere. Cioè, se funzionasse così, no, vale a dire, se l'idea è io devo fare più stretta, più sacrifici e cose di questo tipo perché così riduco il debito, è evidente che fino adesso i sacrifici, le tasse, l'IMU e così via che abbiamo fatto avrebbero dovuto iniziare a farlo ridurre questo debito, no? Invece, a caso abbiamo visto che il debito è salito tantissimo, sia in valore assoluto, tra parentesi, che in valore, che soprattutto in valore relativo al PIL, perché è evidente che se io ho un debito di 10 e uno stipendio di 10 è una cosa, se io ho un debito di 10 e uno stipendio di 5 è un'altra cosa. In questo caso noi, riducendoci lo stipendio, no, perché facciamo i sacrifici e cose di questo tipo, non facciamo altro che far creare che far aumentare il volume e il peso relativo del nostro debito, che è quello che succede, e suppongo che anche loro lo sappiano. Quindi in realtà quella roba lì serve soltanto come spauracchio, cioè una balla esattamente come gli altri, che serve per farci fare quello di cui abbiamo detto fino adesso. È un uomo nero, è un babau, non so come chiamarlo, ma loro lo sanno benissimo che se noi domani
ci mettiamo a fare un altro giro di sacrifici, il debito non sale ma scende. Ma tanto, ma a loro non importa, perché che il debito salga, a loro non frega niente, a loro interessa che il debito ce l'abbiamo noi, non loro. Cioè loro vogliono avere tempo per uscire nel modo più semplice e più tranquillo dal loro credito. Ma poi dopo quello che succederà al debito residuo non è per loro. Affari del Portogallo, per così dire, per citare l'esempio che facevi prima, no? Affari della Grecia, affari di Cipro. Ma scusate, sempre perché uno dice, vabbè, ma poi è Borghi che si inventa le cose, no? Allora, Cipro. Mezzo mondo dava i soldi a Cipro. Mezzo mondo dava i soldi a Cipro perché aveva l'euro, offriva dei rendimenti abbastanza alti, le tassazioni erano favorevoli e così via, e quindi tutti a portare i soldi a Cipro. Ora, anche uno che dovrebbe rendersi conto, anche uno non particolarmente sveglio, dovrebbe rendersi conto che un'economia come quella di Cipro non è che può sopportare soldi o pagamenti tali per dimensioni, non so, di un paese come la Francia. Quindi cosa succede? Cipro si gonfiava come un pallone, no? di soldi provenienti dagli altri paesi. Ora, questa situazione a un certo punto è saltata per aria, perché Cipro cosa succede? I soldi che gli arrivavano da tutto il mondo doveva investirli da qualche parte, no? Perché se no, mi arrivano i soldi e io non li investo, pago solo gli interessi e non ho profitti. E allora ha fatto la cosa più naturale, ha comprato i titoli di Stato del paese a lui più vicino, vale a dire la Grecia. Quindi tutti, ad alto livello, tutti sapevano benissimo che Cipro aveva un sacco di prestiti dal resto del mondo, e questi soldi erano investiti in titoli di Stato greci. Nel momento stesso in cui tu decidi, perché ricordiamo che è stata una decisione politica, sono stati la Merkel e Sarkozy, i due risatini, a decidere che la Grecia che i titoli di Stato greci dovevano diventare carta straccia. Nel momento stesso in cui tu prendi questa decisione, già sai che Cipro fallisce, perché è evidente che se a uno hai prestato 100 e questi 100 questo li ha investiti in una casa che è crollata, e quei 100 non ci sono più, cioè non te li restituisce. Allora cosa succede? Cipro avrebbe dovuto fallire esattamente insieme con la Grecia. No, è fallito un anno dopo. Ora andiamo a vedere cosa sono i livelli di prestiti a Cipro un anno prima, da parte della Germania, da parte della Francia e così via, un anno prima e un anno dopo. Allora, un anno prima c'erano decine e decine di miliardi di prestiti della Germania e della Francia a Cipro. Un anno dopo questi prestiti erano a zero. Hanno fatto così, hanno molto banalmente tirato avanti fino a che non riuscivano a uscire dal loro investimento, mettendo sul conto del condominio, quindi utilizzando prestiti della BCE e così di questo tipo, poi dopo alla fine, fiocchettino finale, per rientrare anche da quelli, prelievo sui conti correnti. Questo è già successo, non è fantascienza, allarmismo, così di questo tipo, questo è quello che è già successo. Non si capisce perché è una cosa che è già successa, partendo dal basso, no, della scala gerarchica dei paesi, non debba succedere poi dopo anche salendo. Beh, Claudio, adesso tra poco ricordo i numeri di telefono per chi vorrà intervenire in diretta: 02 66 20 35 29 e per gli sms 346 6427 756, mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Però in questo quadro qua, allora, come fa ad avere diritto di cittadinanza a imporsi nella discussione, a farsi strada quella bella proposta di diminuire le tasse con aliquota unica al 20% e di fregarsene dei parametri di finanza pubblica, da una parte, ti chiedo, e dall'altra parte, visto che il paese, l'Italia, lo sappiamo benissimo, è molto diversa, cioè ci sono realtà territoriali, gestioni politico-amministrative, costumi anche civili molto diversi, insomma è un paese che ha tutte le sue enormi diversità. Una ricetta unica per un paese diverso così può funzionare? Una ricetta sola, un approccio, diciamo così, centrale
E ancora, terzo punto, non sarebbe ancora meglio ipotizzare una gestione totalmente municipalistica dei flussi di cassa per distruggere questo Moloch che è imposto dall'euro? Cioè il famoso federalismo municipale. I comuni comincino a essere loro i primi presidi sul territorio anche delle risorse finanziarie. Ho messo lì tre argomenti. La risposta è semplice. Vale a dire, no, non ci sarà mai dibattito, non ci sarà mai cittadinanza per la nostra proposta perché è giusta. Vale a dire, quello che stiamo facendo noi o quello che stiamo proponendo noi è una cosa che viene nell'interesse dei cittadini. E in questo momento, per tutti i motivi che abbiamo detto finora, ai grandi poteri e al nostro governo, che di questi poteri è espressione, dell'interesse dei cittadini non può fregare meno. Per cui il nostro dovere è proporre cose corrette, sapendo che tanto non verranno accettate. Però d'altra parte siamo all'opposizione, questo dobbiamo fare, cioè nel senso, e poi tra parentesi la firma dovrebbe essere la firma, cioè di tutto quello che è stato chiesto dal nuovo corso di Matteo Salvini, perché Matteo Salvini a me in primo luogo, ma anche a tutti gli altri che con lui collaborano, ha chiesto una cosa semplicissima: dire la verità. Cioè non avere cose tattiche, non avere cose sì, però diciamo così per poi fare colà o cose di questo tipo, ma molto banalmente continuare esclusivamente a dire la verità, indipendentemente da quello che poi dopo possono essere le critiche, le conseguenze e cose di questo tipo. Cioè, quando noi proponiamo la flat tax sappiamo benissimo che dalla parte ci sarà qualcuno che alza il ditino e dice ma così allora magari ci guadagna ricco, cose di questo tipo. Benissimo, ti esponi a una critica, però intanto stai dicendo una cosa vera. E quindi è quello che facciamo. Le nostre proposte vanno in questa direzione. Le possibilità di venirne fuori da questo ginepraio sappiamo benissimo che passano per queste proposte, ma passano anche per diciamo come fondamento, come base, no, dalla riconquista della sovranità monetaria. Bene, intanto Claudio, poi affrontiamo l'altro capitolo. Scusami se ti ho interrotto. Intanto il governo è stato battuto su un emendamento della Lega, quello del senatore Candiani, in tema di riforme costituzionali del Senato, eccetera. L'emendamento proponeva la riduzione del numero dei parlamentari. Siccome non era cangurabile, cioè non era cassabile insieme a tanti altri di materia affine, in virtù del regolamento del Senato, che poi tutte le cose strane avvengono in Italia, perché la cosa è stata bella. Il Presidente del Senato riunisce la Giunta per il regolamento e dice: il regolamento del Senato, sul punto della possibilità di mettere insieme gli emendamenti simili e cancennarle a centinaia o a migliaia, non dice niente, cioè non rende possibile questa cangurazione, diciamo così, degli emendamenti, la loro cancellazione. Allora noi prendiamo l'articolo 85 del regolamento della Camera, che però è seguito dall'articolo 86, che dice che alla Camera non si possono cangurare, cioè cancellare, gli emendamenti in caso di discussione di disegni di legge di riforma costituzionale. Quindi prendiamo il regolamento della Camera, ma non ci interessa quello che il regolamento della Camera dice, ne prendiamo solo una parte per applicarlo però al Senato, perché il regolamento del Senato non dice niente, anzi renderebbe impossibile quello che vogliamo fare. Questo al di là del merito delle questioni, proprio è sintomatico. Ma è il mondo del travaglio, no? Cioè, la grande lezione, grande eredità che Marco Travaglio ha lasciato alla nostra epoca, quella del taglia e cuci. Cioè si prende una frase, si tirano fuori soltanto le parole che ci interessano ed ecco che abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi, applicato anche ai regolamenti. Ma se noi aprissimo la discussione sulla costituzionalità o sull'incostituzionalità di quello che viene fatto, ce ne sarebbe, perché sto discutendo proprio in questi giorni su un argomento che ovviamente non è nuovo, anche voi lo sapete strabene, anche quelli che leggono la Padania, sul fatto che i trattati stessi, quindi i vari fiscal compact e gli stessi trattati, quelli che istituiscono l'euro e così via, sono incostituzionali perché applicano una cessione di sovranità
fatta non affatto su piani di parità rispetto agli altri paesi. Perché nel momento stesso, per dirne una, che io dico il fiscal compact allora funziona così, certo, però se i punti di partenza sono diversi da altri paesi sul debito, poi dopo i doveri e gli obblighi sono totalmente diversi dall'uno rispetto agli altri. Comunque, ripeto, non mi stupisco di niente, cioè questi passeranno sopra tutto, sopra qualsiasi cosa. Hanno messo nella Corte Costituzionale i loro uomini, non dimentichiamo che c'è Amato, non dimentichiamo che ci sono tutti gli altri nominati da Napolitano, quindi il mio pensiero è che se anche per caso si riuscisse ad arrivare alla Corte Costituzionale, questi mentiranno, diranno che va tutto bene. Purtroppo è così, cioè non c'è tanto da sperare. Sono molto contento che in ogni caso i nostri senatori, approfitto per salutare Candiani se mi sente, riescano a metterci i bastoni fra le ruote o riescano a rendere quantomeno un pochettino più difficile questo progetto. Però alla fine tanto si è visto, cioè riusciranno ad andare avanti a fare i comodi loro. Tenuto presente che tutta questa cosa qua sul Senato è ovviamente, come dicevi giustamente tu, una grande distrazione sulle cose che contano. Intanto abbiamo 2 telefonate allo 02 66 20 35 29 e poi una mail. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Emanuele, dalla provincia di Varese. Prego. Senta, intanto buongiorno a Sir Borghi, a lei, ai conduttori e ai radioascoltatori. Volevo solo dare così una piccola notizia, non so se voi sicuramente ne siete al corrente. Argomento Marò. 14 ottobre, giudice indiano si ammala, rinvia l'udienza al 14 di ottobre. E noi siamo ancora all'ennesimo rinvio, una cosa scandalosa, allucinante. Qualcuno deve fare qualcosa, bisogna intervenire, fate un'interrogazione parlamentare, ditegli qualcosa, battete i piedi, perché questa cosa veramente non possiamo parlare di trattati, di costituzionalità. Qui non esiste più lo Stato, qui non difendono neanche 2 fucilieri della Marina Militare, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè non siamo il Frontex, il discorso degli immigrati, abbiamo praticamente i nostri confini nazionali sono praticamente un colabrodo. Prendete l'argomento dei centri per l'accoglienza, che sono solamente un escamotage per rimpilzare le casse del partito. Quale? Lascio a voi quale e quali, perché praticamente da destra a sinistra non si capisce più niente. Va bene, altra telefonata, pronto? Ciao, Alessandro da Nuoro. Buongiorno Alessandro. Prego. Buongiorno. 3 domande velocissime. La prima, quanto sia conveniente rispolverare l'arteria keynesiana in questo momento storico? Seconda domanda, se sia opportuno più che rivedere il cambio esterno verso l'euro, il cambio interno, cioè non è possibile che un euro in Germania valga come un euro in Italia o in Grecia. E poi terza, l'opportunità di avere un euro a 2 velocità. Grazie, arrivederci. Bene, allora ti giro subito le questioni e aggiungo anche la mail a cui facevo riferimento prima. Francesco ci ha scritto a proposito della finalità dell'operazione euro, del disegno ultimo, di questo disegno criminale di creazione di disoccupati e distruzione dell'economia reale. Scrive Francesco: io penso che lo scopo finale sia quello di creare un'immensa platea di disoccupati a bassissimo costo da sfruttare in future industrie pesanti e inquinanti da dislocare nella Valle Padana, industrie che verranno dall'estero, Stati Uniti, Germania in primis, per la lavorazione di materie prime a supporto dell'industria manifatturiera fine del Nord Europa e degli Stati Uniti. Penso che la Valle del Po, eliminate tutte le attività produttive attuali, riempita di carne umana di tutti i colori e affamata, sia un ambiente ideale per un progetto di questo tipo, scrive Francesco. Comunque c'è di argomenti anche dalle telefonate precedenti. Spesa pubblica, il cambio interno e tra l'altro, a proposito di cambio interno, il problema del cambio interno e del valore reale del potere d'acquisto ce l'abbiamo anche in Italia. Sono appena usciti i numeri circa il fatto che uno stesso stipendio può valere il 50% in più in certe aree d'Italia. E questo ci riporta all'altra questione, Claudio.
È valida una ricetta sola per un paese così diverso? Allora, la risposta, io perlomeno per chi mi ha seguito qualche volta nel Basta Euro Tour, spesso ho parlato di questo argomento, vale a dire della differenza che tutti ben conosciamo fra il nord e il sud Italia, no? E come potrebbe entrare questa differenza nell'equazione. Allora, è un punto importante, perché qua va chiarito, dato che c'è chi pensa che facendo, non so, per esempio, se noi facciamo il Veneto indipendente, no? Poi dopo uno dice, ma questo Veneto indipendente che moneta abbiamo? C'è della gente che pensa che può farsi l'euro, no? Dice Veneto indipendente nel momento stesso in cui io non mantengo più il sud e cose di questo tipo, poi dopo ottengo l'euro. Ora, purtroppo questo ragionamento, che pur ha un fondo logico, in realtà è sbagliato alla radice, perché dipende, come tutte le cose, no, economiche, dipende da quello che fanno gli altri. Vale a dire, se io svaluto, ma svalutano anche tutti gli altri, a quel punto nessuno svaluta, no? Ma se io, per esempio, facessi il Veneto indipendente e dall'altra parte rimane la Lombardia insieme con l'Italia, per fare un esempio, e il Veneto indipendente prende l'euro e la Lombardia si tiene la lira, dove credete che andrà a fare la spesa uno di Verona se le cose a Milano costano il 40% di meno? Cioè, capite, no? Non è così banale. Dice, vabbè, facciamo da soli, siamo a posto. La moneta è fondamentale, perché a quel punto cosa succede? Alla Lombardia potrebbe anche convenire l'idea, io mi mantengo i meridionali pur di avere la lira, così facendo divento super competitivo anche rispetto al mio vicino Veneto che si trova a avere l'euro. A quel punto il Veneto con l'euro non ce la fa a tenere la competizione rispetto alla Lombardia con la lira. Quindi bisogna coordinarsi, bisogna fare le cose. E oltretutto con la beffa ulteriore di vedere che i propri soldi che venivano mandati giù a sud, dato che non c'era un sostrato economico credibile, realistico, no, per tenere in piedi l'economia, venivano spesi, scusate il francese, a cazzo, perché uno vedeva i 1000 segretari forestali, le strade, così, e d'altra parte però questo era l'equilibrio. Quindi è per questo che io dico, se volessimo fare le cose proprio a canna di fucile, cioè in modo corretto per realizzare le cose, il mio punto di vista per realizzare bene i due scopi, vale a dire ripartire economicamente, essendo liberi, e risolvere anche la questione della differenza interna dell'Italia, deve essere in un primo tempo ritornare come si era prima, vale a dire con la lira, quindi con una specie di vantaggio, una specie di, diciamo così, droga iniziale, di spinta iniziale, no? Che consenta al nord
di rimettersi in piedi, all'industria del nord di rimettersi in piedi grazie a una moneta svalutata, quindi a una moneta che consenta a tutte le produzioni del nord di essere competitive e anche con vantaggio rispetto al resto del mondo, in modo tale da poter iniziare a produrre e rimettersi in piedi. Una volta che ho fatto, a quel punto, poi dopo io penserei la soluzione che propongo io, poi dopo, ripeto, discuterne in tutti i modi, io propongo che si facciano 2 monete in Italia. A quel punto cosa succede? Con 2 monete in Italia, il Sud con una moneta più leggera diventerebbe competitivo e potrebbe starsene in piedi con le sue gambe, e il Nord si troverebbe a faticare di più perché avrebbe una moneta esatta sulla sua economia, ma dall'altra parte non dovrebbe più prendere e fare trasferimenti monetari. Di risorse. Quello che di sicuro non va è la situazione attuale, dove il Nord non c'è più nessun vantaggio. Il Sud, se prima era fuori competitività con la lira, figuriamoci se diventa competitivo con l'euro. Cioè, quando uno dice che l'euro è una moneta più forte rispetto al momento, rispetto al dollaro, no, sta dicendo che a Crotone hanno una moneta più forte che a New York, come diceva un genio di Twitter, no? Evidentemente c'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, forse non può stare a lungo, no? Una situazione del genere. E in più, come invece parlavo con un amico meridionale ieri, sempre sui social network, che dice: io vi apprezzo per quello che state facendo sulla Lega, ma non dimenticate la questione meridionale, perché adesso voi state provando sulla vostra pelle quello che noi abbiamo provato, no? Vale a dire il fatto che la Germania vi ha, virgolette, terrorizzato, no? Così facendo. E gli ho detto: amico, io sono d'accordo, cioè abbiamo capito di tante cose che forse prima non afferravamo, no? Dei rapporti tra nord e sud, moneta forte, moneta debole. Però c'è una piccola differenza, che il nord i trasferimenti li ha sempre pagati per tenere in piedi questa situazione. La Germania non solo non ci paga nessun trasferimento, e virgolette direi, e non dovremmo neanche volerlo, ma non solo non ce ne paga, ma ne pretende. Cioè, la cosa incredibile, cioè, è un po' come se fosse un nord-sud, dove il nord invece di prendere e pagare il sud chiede e basta, chiede dei soldi, trasferimenti dalla Calabria alla Lombardia senza che ce ne siano mai stati prima in un altro senso. Cioè, questo io la chiamo guerra di conquista, insomma, no? Per cui bene, abbiamo 2 telefonate ancora intanto. Pronto, sono Silvana dalla provincia di Torino. Buongiorno. Posso fare una domanda un Prego. pochino esterna? Allora, Tremonti anni fa aveva proposto un modo per pagare in banca, secondo calcoli, non so, tipo studi di settore, credo. E per un anno quelli che aderivano a questa proposta non erano obbligati a fare scontrini, non avevano controlli sicuri, eccetera, eccetera. Per noi non è cambiato più niente, perché noi abbiamo fatto come sempre abbiamo fatto, però posso dire il senso di libertà provata è stata fantastica. Si può sapere perché non si è più proseguito su questo punto, su questo schema? Grazie. Altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda al professor Borghi. No? Io ho visto tutti i video immaginabili possibili su YouTube del professore, poi del professor Galloni e via dicendo, insomma. E da quanto si intuisce, sembra che tutto sia nato negli anni '80 dal divorzio del Tesoro con la Banca d'Italia. Da come è stato descritto sembra stata un'operazione molto semplice. Io volevo sapere se si può invertire questa situazione qui nello stesso modo. Bene, ancora una chiamata e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi permette di parlare con un economista e quindi fare una domanda molto importante che ogni tanto faccio. Diciamo che noi abbiamo un'Italia che va Italia del Nord e Italia del Sud, e l'Italia del Nord sta comunque sovvenzionando ancora l'Italia del Sud, questo è un'oggettività. La regione a statuto speciale ci permette di avere dei vantaggi a livello economico immediato qua in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Liguria, in Emilia Romagna, intanto che usciamo dall'euro, possiamo avere lo spazio per i nostri imprenditori, possiamo avere dei vantaggi o non possiamo averli? Una domanda che mi permette di fare, visto che lei è un economista e so che mi potrà dare una risposta. Grazie. A lei, Claudio.
Allora, molto semplicemente, questo è l'arrivo alla regione a statuto speciale o in generale a una forma in cui il Nord smette di pagare i trasferimenti, sarà nell'ordine delle cose. Che venga fatto automatico, che venga fatto perché a un certo punto partiranno delle rivolte fiscali di questo tipo, penso che tutto sommato non possa scappare, perché se prima la situazione, come l'avevo descritta, comportava un costo e un vantaggio, adesso abbiamo solo costo, no? Vale a dire, il trasferimento fiscale dal nord al sud, fra un po' il nord molto banalmente non se lo potrà più permettere, perché non ha più nessun altro vantaggio dall'altra parte. Cioè, se tutte le imprese del nord chiudono, è evidente che non creando noi soldi, a meno che non ce le tirino via con qualsiasi tipo di strumento fiscale. Allora, per quello che io dico ai nostri parlamentari, state attenti su robe tipo rendite catastali, tasse di successione e cose di questo tipo, perché a quel punto poi dopo viene fuori che il livello del prelievo fiscale, no, viene ancora più moltiplicato sul nord rispetto che al sud, ma va sulla ricchezza, non va più sul lavoro, no? E in ogni caso anche quello, se ci riuscissero, poi dura poco, perché il prelievo basato sulla ricchezza poi finisce in breve tempo, no? Quando si arriva all'osso. Allora a quel punto lì cosa succede? Succede che è ovvio che una regione a statuto speciale, che è una maniera cortese per dire smettiamo di pagare i trasferimenti, per un po' dà ossigeno, ma dall'altra parte teniamo presente che su salta per aria. Uno può dire va bene, me ne frego, ma diciamo che un argomento che farei nel momento stesso in cui dovessimo riuscire finalmente a fare questo benedetto gruppo al Parlamento europeo, e quindi potrei stare più tempo su a Bruxelles a lavorare per la Lega, allora a quel punto cosa succede? Uno degli argomenti che farei è: signori, dato che in Europa ci sono dei trasferimenti, perché in questo momento l'Italia sta pagando per la Grecia, sta pagando per la Spagna, sta pagando per il Portogallo, e teniamo in considerazione invece la differenza interna. Quindi mi spiace, il conto dell'area disagiata, no, deve estendersi oltre che alla Grecia, oltre che al Portogallo, deve estendersi anche al Sud Italia, perché a quel punto non si capisce per che motivo, no, non considerare il fatto che, se vuoi veramente considerare l'Europa come un unico spazio, allora se considero un unico spazio i finanziamenti alle aree disagiate devono andare da tutte le parti, non perché l'Italia invece viene considerata sulla media, no? E allora a quel punto non riceve niente perché dice vabbè, c'è il nord che sta meglio rispetto al sud e quindi alza la media, no? Perché se no altrimenti non andiamo a casa più. Non c'è speranza anche lì che ci accontentino, ma sicuramente così facendo, è ovvio che così facendo la situazione non può andare avanti, insomma, ed è la stessa cosa che dissi alla Mezzia Terme quando andai giù per il Basta Eurotour insieme con Salvini, in una sala piena di gente di buona volontà e pronta ad ascoltare delle cose a mente aperta. Gli dissi: signori, ovviamente voi sapete che fino adesso siete stati quasi tutti pagati da noi, e se noi finiamo i soldi, a quel punto non avevo ancora finito la frase che già avevano capito, motivo per cui la Lega alla Mezzia ha preso un sacco di voti. E quindi oltre all'abilità, insomma, dei ragazzi con cui ci siamo associati e che lavorano sul territorio, ma il meccanismo è questo: nel momento stesso in cui i soldi non si creano, da qualche parte vengono fuori, e quindi che non si pensi che chi in questo momento riceve denaro continuerà a ricevere. 2 telefonate ancora: 02 66 20 35 29, sms 346 64 27 756. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Giulio, buongiorno professore Borghi. Io non sono né laureato né diplomato, premetto, però c'è l'incongruenza di 2 affermazioni, quella del presidente della Banca Europea, Draghi, che dice che bisogna diminuire gli stipendi, poi questo, il nostro bambino prodigio, che dice che ha dato 80 euro per dare la possibilità alla gente di spendere di più, di far ripartire l'economia. Non vedo quale senso abbiano le due cose.
Sì, beh, sono due cose che sembrano contrastare. E poi la polemica di 30 milioni per fare il referendum, quando loro ne hanno spesi molti di più per fare il referendum, per abrogare la legge che era già legge, firmata dal coso, quello del federalismo fiscale. Non so quale congruenza abbiano con la gente lì. Bene, referendum consultivo, io credo, non lo so, è un'opinione personale, però in tempi drammatici, dove bisogna decidere rapidamente, un referendum consultivo per me è una cosa troppo soft, dilatata nel tempo, non incide nella carne viva e nel presente. Comunque c'è un'altra telefonata e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto, Padania Libera, io sono Amelia da Belegnano, professor Claudio Borghi, io la stimo non tantissimo, nel mio piccolo ho fatto una grande pubblicità al libretto 9 euro lei e Salvini. Professore, io voglio chiederle una cosa, come si chiama? La Croazia non è entrata in Europa l'anno scorso o no? La Croazia. La Croazia sì, ecco, io le voglio dire questo, siccome in Croazia ci sono là i miei figli come al mare, adesso come va? Perché qui succede forse, scusi la mia ignoranza, come da noi con l'euro, la lira e l'euro, allora la loro moneta vi costava niente, come va adesso? Grazie professore e l'abbraccio, guardi, grazie. Per il tempo della vacanza credo che non ci siano problemi, grosso modo, a meno che sia una vacanza di 20 anni. Ma comunque, prego Claudio. No, lo prendo volentieri l'abbraccio e lo contraccambio alla signora. Comunque, i danni dell'euro si dipanano col tempo, non sono istantanei, no, per la maggior parte dei casi. Cioè, per esempio, anche noi quando siamo entrati nell'euro all'inizio sembrava che andasse tutto bene. Perché cosa succede? Quando uno entra nell'euro, allora istantaneamente diventa comodo prestargli soldi. E allora all'inizio, quando ti entrano i soldi del prestito, tu non hai problemi, anzi hai soldi in più da spendere, ti sembra che vada bene. E poi dopo, quando arriva il conto, che i problemi saltano fuori. Per cui tutti i paesi che entrano adesso nell'euro, sul breve, potrebbero anche in teoria avere dei vantaggi. E poi dopo cominceranno a sfaldarsi molto velocemente. In certi casi, quanto più sono deboli, quanto più velocemente si sfaldano. È uno dei casi che possiamo vedere dal punto di vista delle finanze è la Slovenia. Cioè, la Slovenia ha iniziato benissimo e così via, e poi dopo adesso sta cominciando ad avere dei problemi che sono piuttosto seri. E come fanno per cercare di tamponarli? No? Fanno, ovviamente essendo più liberi rispetto a noi, fanno concorrenza fiscale. Allora cosa succede? Mettono delle tasse bassissime, no? Così facendo cercano di recuperare un pochettino di denaro attirando imprese tipo dall'Italia e così via. Quindi noi ne abbiamo un doppio danno, perché alcune delle nostre imprese che potrebbero rimanere qui, attirati da questi paesi che cercano di tirare avanti, si spostano appunto in Slovenia, magari in Croazia, cose di questo tipo, pagando in Serbia, con delle cifre, dei trattamenti fiscali di assoluto favore, e quindi da qui rimane ancora più disoccupazione qua a casa nostra. Claudio, due cose volevo chiederti, perché poi dobbiamo chiudere tra pochi minuti, e la prima ha a che fare con un paese del quale ci eravamo occupati tanti anni fa, anche qui a Radio Padania, in occasione dei fatti del 2001, l'Argentina. E siccome l'Argentina non da pochi è utilizzata come lo spauracchio, quando se si dovesse uscire dall'euro si fa la fine dell'Argentina nel 2001, eccetera, eccetera, in questi giorni c'è, abbiamo dato conto stamani in rassegna stampa, la notizia della questione del debito argentino, quella porzione di debito che è stata acquistata, il 7% del totale se non sbaglio, da fondi speculativi cosiddetti avvoltoio dagli argentini. Allora la notizia è quella del default data dalle agenzie, però credo che occorra precisare un pochino cosa è successo e cosa succederà, perché perfino il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto che la situazione in questo caso non è paragonabile a quella di tanti anni fa, del 2001, e ci saranno conseguenze tutto sommato limitate. Però sui media viene amplificata, secondo me perché è stato già comunicato ai cittadini più volte che si fa la fine dell'Argentina se non si rimane ancorati ai solidi principi dell'euro e bla bla bla.
E quindi ti chiedo di inquadrare un pochino la situazione dell'Argentina. L'altra invece è una storia che è raccontata oggi sul giornale, ma è un po' più, se vogliamo, leggera. Non lo è per i protagonisti della vicenda, perché la storia per loro è pesante. Noi siamo, insomma, sempre più realisti del re in Italia, no? E con Mario Monti lo siamo diventati al massimo grado. Tra le varie cose decise da Mario Monti, ti ricorderai, Claudio, che c'era anche l'impossibilità di convertire le lire in euro entro un certo limite. In Germania non c'è limite, cioè se tutt'oggi un cittadino tedesco ha una cassaforte piena di marchi, li può tranquillamente convertire in euro. Ora la storia raccontata dal giornale è questa: una signora di Rovigo, la signora Sara Ferrari, ha ricevuto in eredità da uno zio orafo emigrato a Berlino tanti anni fa, ha ricevuto in eredità una cassetta di sicurezza in una filiale della Deutsche Bank. C'erano dentro 2 miliardi di vecchie lire, tra bot e denaro contante, e 1 milione di marchi tedeschi. La signora di Rovigo ha detto: vado all'incasso. Per il cambio dei marchi nessun problema, 730.000 euro è stato il corrispettivo. Per il denaro italiano invece le hanno detto: attaccati al tram, perché la Banca d'Italia ha detto che quei soldi non possono più essere incassati in virtù del famoso decreto Monti, che stabiliva che le vecchie lire in circolazione erano prescritte e andavano nelle casse dell'erario, cioè, per la precisione, erano da considerarsi il controvalore come versato in entrata al bilancio dello Stato per essere assegnato al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Ora, diversi cittadini italiani sono trovati in condizioni più o meno simili, cioè di avere lire che non sono trasformabili. Pare che qualcuno abbia intenzione di contestare la legge e portarla all'attenzione della Corte Costituzionale, anzi c'è un giudice che ha sollevato questione di legittimità costituzionale di questa legge, perché il governo Monti avrebbe cambiato le carte in tavola, violando il principio di affidamento e di certezza del diritto ed espropriando i cittadini delle cifre che erano in loro possesso. Come andrà a finire giudiziariamente non lo so, però insomma più realisti del re gli italiani devono a volte essere, quando arrivano poi personaggi del calibro di Mario Monti. Due cose completamente diverse, ma sono due notizie di oggi. Prego, Claudio. Allora, com'è la storia dell'Argentina? Dunque, no, la cosa dell'Argentina ovviamente, come dici tu, viene ingigantita, no? Proprio perché si cerca di fare delle analogie, visto che poi i poverini ci sono i mostri, no? C'è il babau. Allora, questo è semplicemente la coda del problema dell'Argentina del 2001, che ricordiamo si era originato perché all'Argentina avevano fatto fare esattamente quello che stanno facendo fare a noi, cioè bloccare il cambio mettendo il peso uguale un dollaro, no? Allora l'Argentina si è ritrovata una moneta troppo forte, esattamente come per noi in questo momento ci troviamo una moneta troppo forte, è durata per poco tempo, poi dopo è saltata totalmente per aria, perché è inevitabile saltare per aria, no? In questa situazione, e dato che i suoi debiti erano in dollari e sotto legislazione americana, non poteva risolvere il problema convertendoli nella sua valuta, vale a dire il peso. Sono state fatte in passato delle offerte, no? Vale a dire di questi titoli, nel senso, scambia questi titoli con un'altra, la chiediamo con altri titoli ovviamente di valore minore, la chiediamo lì. Ci sono delle persone o dei fondi soprattutto che invece non hanno mai accettato nessuna di queste transazioni e hanno deciso di fare queste cause pluriennali. Alla fine, no, hanno vinto, ma c'è poco da dire, vale a dire, tu vinci la causa, ma se dall'altra parte non ti pagano, non c'è molto da dire. Questo è quello che è successo, vale a dire, il default comporta semplicemente che queste persone che sono senza i loro soldi per colpa del primo fallimento, no, da 15 anni, pensavano di riaverli in forza della sentenza, invece non li riavranno. Ma per l'economia reale dell'Argentina sinceramente cambia molto poco, nel senso che, anzi, paradossalmente, adesso bisogna vedere un paio di cose, cosa possono essere le azioni esecutive che l'America potrebbe provare a mettere in atto per questa sentenza, ma altrimenti nel momento stesso in cui tu dichiari default e dici pazienza, non pago, a quel punto potrebbe quasi essere che all'Argentina possano arrivare più fondi, perché nessuno vuole prestare dei soldi a qualcuno temendo che poi dopo i soldi che tu hai prestato vadano a soddisfare un altro creditore.
ma una volta che l'altro creditore, come si dice, la presa in tasca, allora a quel punto potrebbe diventare nuovamente appetibile, no, l'Argentina. E quindi per l'economia reale dell'Argentina dubito proprio che cambierà qualcosa questa cosa, assolutamente niente. Cioè, chi aveva un lavoro ieri continua a averlo oggi, continua a ricevere i loro stipendi, continua ad andare tutto esattamente come era prima. L'Argentina non se ne accorgerà nemmeno, no, di questo default, e il risultato però sarà che, se noi andiamo a vedere, nonostante tanti errori abbiano fatto, perché l'Argentina non sono esattamente dei geni, dei spiriti di tanta gente che ha fatto tutto giusto, però in questo momento loro non farebbero cambio con la nostra disoccupazione, mettiamola così. E per quello che riguarda invece le lire prescritte, quello è stato un colpo di mano di Monti, che a un certo punto, cercando soldi da tutte le parti, ha detto sì, non mi hanno ancora restituito per cambiare tot lire, allora diciamo che basta, chi non l'ha fatto prima deve sapere tutto. Ripeto, non so se possa essere considerato legale, illegale o similari, è una delle tante porcherie fatte da Monti, quindi se vogliamo fare l'esempio delle cose illegali, incostituzionali, illegittime, cose di questo tipo fatte da quell'uomo lì, arriveremo secondo me a notte. Pensiamo per esempio alla legge Fornero, insomma, cose di questo tipo a cui noi in qualche maniera stiamo cercando con il referendum di porre rimedio. Ma è una delle malefatte, non la più, nemmeno la più. Sì, da questo punto di vista viene da dire, ma i tedeschi, che sono i più scemi d'Europa, non hanno messo limiti alla convertibilità, giustamente. Ma certo, non ne frega niente, perché per loro quella roba lì è un valore. Questo è semplicemente punitivo per i cittadini e basta. Ma Mario Monti grattava anche i fondi del fondo del barile. E i suoi successori pure, a dire il vero. Comunque, Claudio, siamo arrivati a mezzogiorno, dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio, è stata una settimana stimolante questa qui, perché abbiamo affrontato in 2 giorni di fila, ieri col professor Bagnai, oggi con te, un sacco di argomenti che vengono molto trascurati, nonostante qualche imbecillotto scriva via SMS rigorosamente anonimo cose che non cito nemmeno, perché se uno si firma e si qualifica e fa delle critiche, bene, se si limita agli insulti mi viene solo da ridere e basta, ma fa niente, ci sta, per carità, è normalissimo che accada in una radio, anzi è super normale. Però come linea di tendenza è meglio evitare le stupidaggini per non perdere solo tempo. Le cito solo a scopo dissuasivo, diciamo così. Evitate, risparmiate i soldi dell'SMS, perché tanto serve a niente. Se avete delle critiche invece ben vengano, altro che. Comunque, grazie a Claudio Borghi Aquilini. Ci sentiamo settimana l'altra. Cosa facciamo? Noi lavoriamo anche ad agosto, Claudio, sì. Guarda, io tanto ci sono. Ok, io anche. Quindi ci sentiamo il prossimo giovedì. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Intanto, come si suol dire, non girate canale, non abbandonate. Com'è che dicono quelli là in televisione, che dicono sempre, che a me mi fanno incazzare in una maniera, non ci tradite, non abbandonate, tutte queste fesserie. Comunque state all'ascolto per essere sintetici, perché il direttore Alessandro Morelli tra poco sarà di nuovo con voi, visto che il governo è stato battuto al Senato su un emendamento della Lega Nord e del senatore Candiani. Non era quello per diminuire il numero dei deputati, ma era quello per attribuire al Senato competenze su materie eticamente sensibili. Al di là del merito comunque dell'emendamento, il punto è il governo è andato sotto grazie al voto segreto. Il voto segreto è stato concesso dal Presidente del Senato Grasso, stavolta il regolamento del Senato, non della Camera, alla mano. 20 senatori dovevano chiederlo, l'hanno chiesto in 90, anzi 89 per la precisione. Così l'emendamento leghista è stato approvato. Tra poco Alessandro Morelli farà il punto della situazione collegandosi proprio con l'autore dell'emendamento, il senatore leghista Candiani. E questa notizia apre anche la prima pagina dell'ANSA. Purtroppo non riesco a farvi sentire un pezzettino, dai, sforiamo con il regista, un pezzo meraviglioso, secondo me scritto da Felix Arndt, che è anche l'autore di Nola, quello stupendo pezzo che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, uno standard dei jazz delle origini. Qui Arndt si diverte con An Operatic Nightmare, un incubo all'opera, a parodiare una serie di brani famosi d'opera.
Buon ascolto e poi il punto sul Senato.